Buonasera, grazie e benvenuti a tutti voi per essere qui questa sera in questa bella provincia, la provincia di Verona. Come sapete, questa serata è una serata itinerante per le passate edizioni. Siamo stati a Padova, nella provincia di Padova, siamo stati nella provincia di Treviso e ancora a Venezia. Questa volta è il turno di Verona. Se vi state chiedendo chi io sia, o anche se non ve lo state chiedendo ve lo dico lo stesso, mi chiamo Rita Leon e vi accompagnerò in questa serata a premiare delle eccellenze dello sport veneto in questo caso. Io direi di andare subito a riempire il palcoscenico e vado a chiamare qui con me il presidente del CIP Veneto, Ruggero Vilnai. Presidente, benvenuto. Prima di darle la parola andiamo a riempire ancora di più questo palco. Io mi faccio da parte e vado a salutare anche l'assessore allo sport della Regione Veneto, Cristiano Corazzari. Buonasera assessore. E ancora, sempre qui con me, vorrei il presidente del CONI Veneto, Dino Ponchio. Chiamerei anche la direttrice della sede INAIL di Verona, la dottoressa Stefania Marconi. Ed infine un saluto anche al presidente del CIP nazionale, Luca Pancalli. Se vuole raggiungerci su, questo perché tra pochissimo, prima di dare la parola ad ognuno dei nostri ospiti questa sera, direi di iniziare la serata con l'inno d'Italia. Attendiamo un attimo il presidente qui sul palco e direi di far partire l'inno. Come tutti i più grandi eventi, anche questa serata inizia con l'inno d'Italia. Io darei la parola al presidente del CIP Veneto, Ruggero Vilnai. Non so se vogliamo dargli il microfono o faccio io con il mio. Grazie Paola. Buonasera Presidente. Grazie, buonasera a tutti. Devo proprio ringraziarvi per essere qui numerosi, anche se abbiamo un po' sbagliato data, perché molti sono assenti proprio perché sono già in vacanza. Questo è un bel segnale, ovviamente, per la ripresa, ecco, però cambieremo data. In luglio non va bene fare questo tipo di riunioni. Non è anche facile, però, ecco, scegliere date diverse che vada bene a tutti. Comunque ci proveremo. Ecco, dicevo che è proprio bello, ecco, vedervi così numerosi, personaggi del mondo dello sport paralimpico, tutti assieme. È davvero bello, ecco, lasciatemelo dire, perché
perché non è facile, ecco, vedere tante persone assieme che hanno dato moltissimo al nostro movimento. Stasera noi consegneremo, premieremo davvero personaggi importanti, consegneremo dei premi prestigiosi e delle onorificenze, e quindi davvero meritevoli, e fin d'ora io vorrei proprio complimentarmi con loro e ringraziarli fin da adesso per il vostro impegno che avete dato per arrivare fin qui, perché come poi esprimeranno anche i nostri rappresentanti qui al palco, abbiamo fatto davvero negli ultimi anni passi da gigante. Ecco, dobbiamo ancora davvero continuare su questa strada, perché dico sempre che abbiamo raggiunto livelli molto alti, ma dobbiamo anche avvicinare ancora le tante persone con disabilità che per tanti motivi ancora non lo abbiano fatto. Allora, ecco, questi eventi è importante anche per questo, per fare informazione, per fare immagine, per convincerli almeno, ecco, di provare. Ecco, io ho anche un po' di voce un po' rocca, perché sono un po' allergico all'aria condizionata, e insomma direi di partire subito con la serata, e quindi do la parola alla nostra presentatrice per presentare, ecco, i nostri ospiti, che ringrazio infinitamente per essere qua. Grazie. Grazie Presidente. Avremo modo comunque di riaverla qui con noi sul palco per tutte le premiazioni. Assessore, intanto grazie per essere intervenuto qui con noi questa sera, sicuramente ci porterà anche i saluti del governatore Luca Zaia. Sì, grazie a voi per avermi invitato, e per me è una bella occasione per portare, oltre al mio saluto personale, anche il saluto del Presidente Luca Zaia. Siamo ben consapevoli dell'importanza che ha lo sport nel Veneto, ed in particolare dello sport paralimpico. Ripetiamo sempre che la nostra è una regione fatta di sport e di sportivi, tra le prime regioni a livello nazionale, e questo dato non fa eccezione per quanto riguarda gli oltre 1800 tesserati nelle discipline paralimpiche. Questo è anche il frutto e il segno di un lavoro molto capillare, importante, che viene fatto sul territorio, e di questo devo complimentarmi con il Presidente Vilnai e con tutti coloro che dedicano il loro tempo, la loro passione a questa attività sportiva, che non è solo agonismo, ma è molto di più. Dobbiamo sottolineare sempre, infatti, come lo sport sia un fattore di inclusività, sia un collante per la nostra comunità, e che divenga sempre più importante anche per le ricadute sociali che ha rispetto a quello che è un tessuto sociale, appunto, che ha sempre più bisogno di punti di riferimento. Oggi lo sport è un vero e proprio punto di riferimento, e noi di questo siamo consapevoli e orgogliosi. Certamente poi anche le nostre normative, la legge sullo sport del Veneto, individua nelle discipline paralimpiche, nello sport paralimpico, un obiettivo strategico, specifico, perché abbiamo la consapevolezza dell'importanza che ha lo sport nel superare tutte quelle che sono difficoltà, barriere, e nel dare un grande contributo all'inclusività. Quindi il nostro obiettivo è far sì che sempre più persone pratichino lo sport a tutti i livelli, ed anche nel mondo degli sport paralimpici. Quindi siamo contenti di poter non solo patrocinare e sostenere questa iniziativa, che è un momento di celebrazione importante per i nostri atleti, che non mancano mai di farci arrivare dei risultati straordinari, ma anche un segnale di vicinanza della regione rispetto a tutto questo mondo. Abbiamo poi naturalmente un bando dedicato che presto verrà pubblicato, rispetto al quale cerchiamo di promuovere l'attività sportiva paralimpica in particolare. Ecco, certamente un grande lavoro deve essere ancora fatto, le risorse dovrebbero essere di più,
e sicuramente questo è un impegno su cui cercheremo di migliorare. Pensiamo a tutto il discorso legato all'impiantistica sportiva. Il Veneto è una delle regioni più ricche in termini di patrimonio di impiantistica sportiva, però è altresì un patrimonio che ha una sua vetustà e che necessita di continui miglioramenti, adeguamenti, manutenzione, soprattutto per quello che riguarda la tematica del superamento delle barriere architettoniche. Ecco, anche in questo caso abbiamo dei bandi dedicati che permettono di fare degli interventi puntuali su questo e che hanno una premialità proprio laddove si va ad intervenire in questo settore del superamento delle barriere architettoniche. Si tratta di un lavoro che viene fatto naturalmente insieme agli enti locali e insieme a tutti i soggetti che sono gestori dell'impiantistica, quindi sia dal lato della promozione sia dal lato dell'impiantistica la strada da fare è tanta, però con lo spirito che voi ci insegnate di non arrendersi mai dinanzi alle difficoltà, sappiamo che tutti insieme potremo continuare a far sì che la regione del Veneto sia una regione che sia un punto di riferimento anche nello sport paralimpico. Quindi nel dire questo io vi ringrazio, mi complimento veramente e vi saluto e vi auguro un buon galà. Grazie Assessore Corazzari, le chiedo ovviamente di restare per le prime premiazioni, so che poi dovrà scappare. Saluto anche il Presidente del CONI Veneto Dino Ponchio e le chiedo gentilmente un saluto anche a tutti i nostri ospiti questa sera. Senz'altro, buonasera, grazie. Anch'io soffro, ho detto prima dagli amici, ormai viviamo in aria condizionata perenne, per cui soffriamo tutti, ma comunque ringrazio, sono fortunato ad essere qui, anche perché l'aria condizionata qui dentro è abbastanza buona, quindi ci salva dai 39 esterni. È bello essere qui perché lo sport ormai, lo dico spesso, i rappresentanti degli enti locali, della pubblica amministrazione, della regione, in questo caso l'amico assessore Corazzari, hanno bellissime espressioni nei riguardi dello sport. Molto spesso sindaci, addirittura assessori allo sport, anche giovani che trovo dappertutto, con quota femminile molto alta e che ci fa molto piacere, parlano molto bene dello sport. Io credo, e quindi a noi dello sport ormai è elevata l'onere e l'onore di dire che lo sport fa bene, che lo sport è inclusivo, che lo sport ha valori di socializzazione, formativi, educativi, preventivi, tutte quelle cose che dicevamo 20-30 anni fa, ormai lo dicono gli uomini della politica locale. Questo perché dico questo? Perché da questi uomini della politica locale, e ho sentito con piacere l'assessore allo sport della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, affermare che bisogna fare di più. Ecco, il popolo dello sport, e non do i numeri anche se tutti mi dicono che li do spesso, i numeri dello sport del Veneto sono enormi, siamo un popolo, siete un popolo forte, bellissimo, che è uscito dalla pandemia grazie a se stesso. Tutto quello che è successo perché ci siamo dati da fare noi, voi, moltissimo, lavorando, passando la crisi, alimentando nei momenti difficili con le proprie tasche i budget delle società. Qualcosa è stato fatto, ci sono degli esempi virtuosi di comuni che hanno dato, la Regione ha fatto una cosa straordinaria per questo momento, compresi 20.000 tamponi dati al CONI che ha distribuito per i test, ha fatto molto, ci aspettiamo ancora di più, ma certamente i complimenti più grandi vanno al popolo dello sport che oltre ai risultati, e qui ne abbiamo degli esempi eclatanti, lo sport paralimpico, noi come CONI abbiamo fatto la cerimonia uguale qualche mese fa e il Veneto è sempre il Veneto. Mi piace dire, e concludo dicendo che spesso a Roma, dove io ho frequentato molto anche il palazzo che ospita il CIP in via Flaminia Nuova per molti anni, si tende a dire che la Lombardia. Ecco, io uso questo slogan, la Lombardia è il Veneto, perché facendo le proporzioni siamo molto più forti, quindi bravi, forti, grazie. Grazie Presidente Ponchio.
Saluto anche la dottoressa Stefania Marconi, direttrice della sede INAIL di Verona. So che c'è una stretta collaborazione con il CIP Veneto per quanto riguarda l'INAIL. Certo, allora grazie per l'invito. Innanzitutto vi porto i saluti della dirigente regionale, la dottoressa Enza Scarpa, che ha delegato me questa sera perché aveva un impegno istituzionale, e sono ben contenta di aver potuto avere questa occasione, perché dal mio punto di vista, in quanto dirigente di una sede dell'INAIL, e in passato ne ho viste tante di sedi dell'INAIL, io la prima cosa a cui guardo, la prima cosa che ho presente sono i nostri assistiti. Voi dovete pensare che noi abbiamo rapporti con centinaia, migliaia di persone che da un giorno all'altro si sono visti e viste cambiare la vita per un incidente sul lavoro. Non è qualcosa che lasci indifferenti. Pensate al trauma che contempla un infortunio di questo genere. Quando io vedo voi in televisione, quando sento parlare di voi, dei vostri allenatori, di chi vi segue, eccetera, eccetera, io penso ai nostri infortunati, perché voi siete l'esempio che ci aiuta a tirarli fuori da casa. Non ci riusciamo naturalmente con tutti, però più esempi positivi abbiamo, e parto da Zanardi, ma ancora prima da altri, parto da Bebe Via. Ho visto quel manifesto che io ho visto un giorno, lo stavo raccontando prima ai colleghi, andavo a fare il tampone all'ASL e ho visto quel manifesto attaccato e dico: ma questo non è un manifesto INAIL, questo non l'abbiamo fatto noi, perché sennò ce l'avrei. No, mi dice Maurizio Rigo da Venezia, l'ha fatto, l'ha stampato il CIP, e allora io lo voglio. Ce lo avete mandato, vi ringrazio, e noi lo abbiamo incorniciato e affisso nella nostra sede, perché chi entra all'INAIL deve avere l'idea di essere a casa sua e di avere la possibilità, attraverso gli strumenti che mettiamo a disposizione, che non sono solo fatti diciamo economici oppure di assistenza medica, ma anche tutto, ad esempio, il settore protesico, facendoci aiutare da Budrio, che sapete benissimo fornisce protesi anche di carattere sportivo a tantissimi atleti. Si diceva prima il rapporto di collaborazione tra l'INAIL, non quello di Verona ma quello nazionale, e il CIP ha avuto dei momenti di grande passione, di momenti un po' invece di rallentamento. In questo momento siamo in un momento molto positivo dal mio punto di vista, ma voglio comunque ricordare, se l'avete visto una di queste delle sere scorse in TV, la storia di Antonio Maglio, e io ho portato personalmente l'omaggio al presidente, che è il libro che ha stampato l'INAIL sulla storia di Antonio Maglio. Le Paralimpiadi nascono da lì, nascono dall'INAIL, e l'ha detto il presidente, non l'ho detto io, giusto? Vi ringrazio tantissimo e vi auguro veramente le cose migliori. Grazie mille a voi. Grazie dottoressa Marconi. Darei la parola anche a Luca Pancalli, il presidente del CIP nazionale. Innanzitutto grazie per essere intervenuto qui questa sera. No, grazie a voi per l'invito, non avrei potuto non esserci, perché altrimenti poi Ruggero si scatenava e lo avrei attaccato alla giugulare per i prossimi anni, per cui onde evitare per la mia salute Ruggero attaccato alla giugulare. Ieri sera sono tornato dalla Germania, oggi sto qui con voi. Devo soltanto salutare o posso aggiungere qualche cosa? Deve aggiungere. Allora, innanzitutto grazie per l'intervento, saluto in primis la parte più importante, tutti gli atleti, le atlete che vedo qui presente, i ragazzi della FISDIR, le ragazze, i ragazzi e ragazze che sono tornati dai mondiali di nuoto, straordinari, qua in prima fila, il sindaco di Belluno, Oscar, neosindaco. Non so quanti sindaci disabili abbia avuto il centrodestra, forse tu sei il primo in Italia, il che è un grande risultato. Saluto l'assessore Corazzari, tutti quanti, nessuno escluso, qualcuno me lo scorderò. Anch'io pago un po' l'aria condizionata, spero che sia l'aria condizionata, perché speriamo che sia l'aria condizionata, però mi fa piacere esserci, perché vedete, io ho sempre attribuito a questi momenti di festa, insomma il galà è una cosa un po', insomma, un momento di festa, una festa familiare, perché io ho sempre sostenuto che il mondo paralimpico in realtà è una grande famiglia, un pezzo importante dello sport italiano. Con Dino abbiamo convinto
vissuto il condominio per tanti anni, per cui sa come la penso, e tutti voi ne fate parte, ma anche tanti altri che non sono qui questa sera per un motivo o per un altro, e tante persone che indipendentemente dall'essere atleti, dirigenti, tecnici, volontari, comunque rappresentano quel mondo che si sta appassionando alla famiglia paralimpica italiana. E devo dire che un po' mi è dispiaciuto vedere subito dopo il grande risalto che abbiamo avuto con Tokyo e come dire, il risalto che gli è stato dato dalla TV, dalla stampa, non veder celebrati i nostri campioni del nuoto e i campioni del mondo come i nostri campioni piccolini. Io li chiamo i cucciolotti, ma in realtà hanno l'età dei miei figli, che sono appena rientrati dai Giochi Paralimpici Europei, terzi ai Giochi Paralimpici Europei all'Italia, campione del mondo del nuoto, i ragazzi della FISDIR, perché poi lo sapevo, lo avevo in qualche modo ipotizzato che ci sarebbe stato un calo di attenzione. Ecco, noi dovremmo continuare a lavorare per evitare questi cali di attenzione, perché poi è vero, Dino, che oggi la politica ci assolve da un lavoro, quello di ricordare lo sport, che nella retorica vuota dei convegni spesso noi tutti per anni abbiamo ricordato come strumento di inclusione, bla 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 bla. Però poi alla politica, non me ne voglia l'assessore Corazzari, anzi mi saluti l'amico Luca Zaia, perché poi ricordiamoci che insomma voi siete coinvolti nel Veneto con Milano Cortina, insomma Verona qui vicino ospiterà cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e l'apertura dei Paralimpici, quindi siete assolutamente coinvolti. Io non entro nelle bagarre Lombardia-Veneto, per me viva l'Italia, viva lo sport, perché poi siamo tutti italiani e siamo orgogliosamente italiani per quello che anche il mondo paralimpico ha saputo fare nel mondo dello sport. Vedete, io torno dalla Germania per riunioni internazionali, ma la cosa che devo registrare, che registro con un pizzichino di orgoglio, che trasferisco a voi perché non è personale, appartiene a tutti noi, è l'aggettivo che viene utilizzato per come dire, spiegare il fenomeno italiano. Italian Paralympic Committee, impressive, impressionante quello che è stato fatto, soprattutto negli ultimi 20 anni. E questo è un orgoglio che io trasferisco a voi, perché non l'abbiamo fatto noi. Noi abbiamo solamente avuto un'idea e stiamo lavorando con grande umiltà su quelle idee. Abbiamo costruito una casa, abbiamo costruito una famiglia, ma poi se non ci fossero le società sportive di base, se non ci fossero i tecnici, se non ci fossero tutte quelle persone che tutti i giorni che il Signore ha mandato alzano e chiudono le serrande la mattina per richiudere la sera sui sogni di tanti ragazzi, sui momenti di inclusione, come diceva Dino, di tanti ragazzi, noi stiamo rappresentando, io spero che qualcuno in questo paese, forse se ne stanno accorgendo, perché a partire dal nostro amato Presidente della Repubblica ci viene riconosciuto parole del Presidente Mattarella, non le mie, gliele rubo, ma credo di poter essere autorizzato a questo, rappresentate l'avamposto di una rivoluzione culturale del Paese. Insomma, essere definiti in questo modo, insomma, significa che qualcosina di buono stiamo facendo. Stiamo facendo perché abbiamo interpretato la politica sportiva a 360 gradi, pensando ai nostri campioni, che sono loro, pensando a sostenerli, pensando di regalare e riconoscere loro la dignità che meritano, nessuno escluso, pensando poi a quel sistema che dovevamo costruire familiare, perché in una famiglia non può rimanere nessuno indietro, affinché potessimo crescere tutti insieme. Ricordava la pandemia, noi a un certo punto abbiamo messo sul tavolo 5 milioni di euro che sono andati a tutte le società sportive, le nostre non sono tantissime, Dino, 2.744, ma hanno rappresentato un aiuto. Stiamo per l'appunto anche con l'aiuto di INAIL, con il Dipartimento Sport del sottosegretario Vezzali, con Sport e Salute, stiamo al 3° anno del bando per gli ausili, vengono erogati ausili gratuitamente a tutte le persone che vogliono provare a fare sport, perché poi è vero, non mi ricordo chi ne parlava, di barriere, piscine e quant'altro, ma non servono soltanto barriere, piscine, impianti sportivi privi di barriere, perché noi possiamo avere tutti gli impianti sportivi che vogliamo privi di barriere. Guardate che insomma lui è molto più vecchio di me, si vede, ma io pure ho oramai quasi 41 anni di militanza, no? Da atleta e dirigente sportivo, ma le barriere basta chiamare un bravo muratore, un minimo di intelligenza, un architetto, un ingegnere, e si abbattono. Pure per le barriere sensoriali. Quello che spesso non si riesce a battere sono le barriere economiche, e oggi è diventato un problema economico per molte famiglie riuscire a far sostenere
le attività sportive dei propri figli. Noi abbiamo tante barriere che sono rappresentate dalla mancanza di qualcuno dentro quell'impianto sportivo che sia preparato per dare una risposta in termini di risposta al diritto dello sport che viene richiesto, perché se io vado in una piscina può essere sbarrierata, ma se non c'è un tecnico che sa insegnare nuoto a un ragazzo con disagio intellettivo, a un ragazzo amputato piuttosto che maialoleso, che serve una piscina sbarrierata? Quindi quello che noi stiamo tentando di mettere in moto è veramente con un approccio con grande umiltà, ma di politica a 360 gradi, la consapevolezza che nessun asset di questa azienda pubblica che abbiamo creato deve rimanere indietro, in qualche modo tentare di andare avanti all'unisono, che è quello che piano piano stiamo tentando di fare. Ruggero lo sa, quest'anno ci siamo cimentati per la prima volta i campus, insomma è un termine molto abusato, no? Perché come finiscono le scuole il mondo dello sport tenta di dare delle risposte anche come dire, a quelle assenze di un sistema come dire, sociale che possa aiutare le famiglie che a un certo punto si ritrovano i figli dentro casa. Molto spesso si è pensato molto poco alle famiglie che avessero dei bimbi disabili dentro casa. Noi abbiamo invece realizzato dei campus gratuiti anche per i familiari per far conoscere lo sport, per far capire a bimbi dai 6 anni fino a ragazzi di 25 che non hanno mai praticato sport che è possibile farlo, fargli provare i vari sport, farli innamorare dello sport, in qualche modo seminare la consapevolezza di essere portatori sani di un diritto allo sport al quale qualcuno in questo paese, non solo noi, ma qualcun altro deve riuscire a essere parte, come dire, della squadra per dare delle risposte. Se non coinvolgiamo anche tutto il resto del mondo che è fuori dalla famiglia paralimpica non ci riusciremo mai. Io sogno un paese nel quale lo sport, al di là della retorica dei convegni, possa rappresentare veramente un pezzo di politica pubblica sul quale il paese decide di investire. Guardate che, viva Dio, stiamo andando in un paese che l'età media sta progressivamente avanzandosi. Fra 30-40 anni il sistema di welfare tradizionale che noi conosciamo non reggerà più, il servizio sociosanitario non ce la farà più. Già adesso vediamo i segnali, secondo me, molto preoccupanti di tanti convenzionamenti con realtà privatistiche. Significa che è l'inizio di di potenziali grandi ostacoli nel futuro. E allora cosa non sarebbe estremamente semplice che investire nello sport che regala benessere, riuscire ad arrivare su questo io l'avevo timidamente affacciata un po' ad alcuni governatori, tra cui pure a Luca, l'idea di passare a livello regionale, nelle varie regioni, l'idea della prescrivibilità dello sport come medicina sociale. Quindi creare quello strumento di welfare attivo che regala benessere, che io ho imparato da un grande presidente di INAIL, che è colui che convinse a rientrare nel nostro mondo, che era il professor Biglia, il quale un giorno mi prese e mi diede una lezione su quello che significa il welfare attivo e il welfare di tipo tradizionale che conosciamo. Il welfare attivo, che è quello conosciuto nei paesi anglosassoni da 50 anni, è quello che investe su un sistema che in qualche modo mette in moto meccanismi virtuosi per cui tutti quanti insieme acquisiamo stili di vita diversi, facciamo sport, quindi ci ammaliamo di meno, affrontiamo le cose in maniera diversa. Quindi un sistema che probabilmente sarà necessario fra 40 anni, quando quello di tipo tradizionale non ce la farà più. Allora noi in questo diciamo, vabbè, ma che questo si è bevuto il cervello? No, perché noi stiamo tentando con il mondo paralimpico di dare un esempio di buona prassi, cioè di far capire che è possibile realizzare tutto questo, di far capire che è possibile declinare le politiche sportive non raccontando soltanto i campioni. I campioni rappresentano un effetto collaterale, l'effetto collaterale di un'azione posta in essere dalle federazioni, dalle società, ma tutto il resto i campioni da soli non potrebbero mai sostenerlo. I campioni ci servono per far parlare, per arrivare nelle case degli italiani, quelli che si sono innamorati dei loro risultati, che esiste un diritto allo sport, ma soprattutto, e concludo una cosa, vedete che ricordiamoci una cosa, un grande campione olimpico ha vinto una sfida con se stesso, ha vinto quello che nella vita di qualsiasi atleta è la cosa più bella che si può sognare di poter vincere. Un grande campione paralimpico non ha vinto solo per se stesso, ha lanciato un messaggio che è molto più importante, che si può fare,
E che cosa si può fare? Si può insegnare a tanti ragazzi e ragazze disabili di questo paese a guardare non a ciò che abbiamo perso, ma a ciò che ci è rimasto. Si può insegnare ad un paese, riabilitandolo, in questo senso, che se si mette nelle condizioni una persona di guardare a ciò che ha e si creano condizioni di pari opportunità, quella persona non soltanto diventa uno sportivo, ma diventa un atleta, e a volte diventa un atleta con la maiuscola. Voi pensate questo approccio nella politica di tutti i giorni, nell'accesso al diritto all'assistenza, ai percorsi scolastici, dalla scuola primaria, secondaria, università, formativi, l'inserimento del lavoro, guardare alla persona, non guardare alle carrozzine, non guardare allo sguardo spento che può essere di qualche amico non vedente, non guardare ad altre cose, ma guardare all'essere umano. Ecco, lo sport paralimpico ha l'ambizione, l'arroganza e la presunzione, ce le metto tutte, di voler insegnare questo. La grande mission del mondo paralimpico è riuscire a cambiare la percezione della disabilità nel mondo, nelle varie società. Noi siamo fortunati perché viviamo in Italia. Vi assicuro che quando affrontiamo questi discorsi per paesi del Sud America, nell'America Latina, del Sud America, dell'Africa, in parte dell'Asia, beh ragazzi, stanno messi veramente male. Ecco, ma noi dobbiamo, tornando a casa nostra, sapere che investire nello sport paralimpico oggi significa investire in un paese migliore domani, perché io sono convinto che l'immagine dei nostri atleti, ma soprattutto quelle piccole, infinite cose che si fanno e sono invisibili, non le vedrà mai nessuno, prima o poi ci consentiranno di meritare quella frase del Presidente Mattarella sul fatto che rappresentiamo un avamposto sociale di una rivoluzione culturale del Paese. Grazie mille Presidente. Penso che siamo rimasti davvero tutti colpiti ad ascoltarla, avremo il piacere di riaverla qui con noi sul palco. Vi saluto intanto e vi faccio nuovamente accomodare al vostro posto perché cominciamo ad entrare nel vivo della serata con le premiazioni. Come sapete abbiamo fatto una scaletta per questa serata e ovviamente all'ultimo minuto viene stravolta per motivi tecnici, ma è giusto così, è giusto anche riuscire ad incastrare tutti quanti, tutte le nostre tempistiche. Direi quindi di cominciare aprendo una piccola parentesi, andando a raccontarvi, per chi non lo sapesse, per chi lo sa già lo riascolterà sicuramente volentieri, che cos'è la Vittoria Alata. La Vittoria Alata innanzitutto è un riconoscimento del CIP Veneto agli atleti paralimpici che nel corso della stagione agonistica 2021, perché noi questa sera andremo a premiare quelli che sono i meriti sportivi della passata stagione, perché quelli del 2022 sono e saranno sicuramente ancora in corso, dicevamo agli atleti che hanno conquistato una medaglia alle Paralimpiadi o un titolo europeo mondiale. L'opera del maestro Romeo Sandrin raffigura il volto di Nike, il personaggio della mitologia greca, la vittoria. È l'allegoria appunto della vittoria che con le sue ali spiegate e pronte per il volo invita al coraggio e alla costanza. Per questo è soprannominata Vittoria Alata. Il premio è un riconoscimento rivolto ad un atleta che ha dimostrato di saper lottare per superare i propri limiti e perseguire gli obiettivi importanti, ed è anche un inno alla vita e alla vittoria di noi stessi. Scusatemi che devo arrivare alla pagina giusta perché davvero gli atleti sono tantissimi questa sera e a questo punto, eccoci qua, vado a presentarvi la prima premiata di questa sera, direttamente dall'ASD Verona Swimming Team per la disciplina del nuoto, con la conquista di un oro nella staffetta 4% stile libero, un argento nei 200 misti, un bronzo nei 400 stile libero e un bronzo nei 50 stile libero. Accogliamola con un grande applauso, Xenia Francesca Palazzo. Buonasera Xenia, abbiamo deciso di aprire con te questa sera perché a premiare c'è qui con noi il sindaco di Verona, Damiano Tommasi. Grazie sindaco, nel frattempo io vi lascio un attimo il palco per la foto rituale, grazie per essere qui con noi, veramente tanti complimenti. Grazie anche al sindaco neoeletto da 2 giorni praticamente ed è riuscito ad essere qui con noi questa sera. Vi ricordo che le foto le trovate già da domani su Live Nation
eventi.it, e davvero un grazie a voi e complimenti ancora per i tuoi meriti sportivi. Ecco, cerchiamo un attimo appunto di vedere come funziona questa serata. Noi chiameremo i premiati, chiameremo i premianti e avremo modo di fare una fotografia rituale. Al termine di tutta la serata tutti gli atleti verranno qui sul palco in modo tale da fare un'unica grande foto. Come vi dicevo, quella della Vittoria Lata al momento è una parentesi, perché riprendiamo la nostra scaletta andando a consegnare l'onorificenza della Stella al Merito Sportivo, che ha 3 distinti gradi: oro, argento e bronzo. Può essere concessa alla bandiera di enti sportivi, società sportive, federazioni, enti di promozione che con continuate meritoriazioni nel campo della promozione dell'attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e onorare lo sport del Paese. Anche a personalità sportive che con opere di segnalato impegno e in positività di intenti abbiano lungamente servito lo sport, o ancora a personalità sportive straniere particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello sport paralimpico italiano, ma anche a gruppi militari sportivi e civili e a gruppi sportivi dei corpi di polizia esclusivamente a livello nazionale. Ecco che quindi andiamo a consegnare la prima stella di bronzo al merito sportivo paralimpico a una personalità che dal 2017 al 2020 è stato delegato provinciale CIP Venezia, attuale allenatore dei Black Lions Venezia della società di Power Chair Hockey, Sauro Corò. Buonasera, e a consegnare il premio chiamerei qui con me l'assessore Corazzari, che va a consegnare la stella al merito sportivo, e anche per loro un passaggio dal nostro fotografo. Le personalità che avremo modo di vedere questa sera hanno davvero un passaggio fondamentale per quanto riguarda lo sport veneto. Davvero tanti complimenti, come vi dicevo le foto già da domani saranno visibili sul portale internet. Salutiamo quindi Sauro Corò e andiamo avanti con un'altra premiazione. Vado a leggervi anche per lui quelli che sono i meriti sportivi. Dal 2014 al 2020 è stato presidente del Padova Millennium Basket Onlus. Dal 2020 ad oggi è consigliere federale FIPIC, la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina. Riceve la stella di bronzo al merito sportivo paralimpico Primo Fior. Viene a ritirare il premio Silvia Torresin, premio consegnato dal vice sindaco di Castello di Godego Barichello Enrico. Grazie al vice sindaco. Accomodatevi pure al centro dove ci sono i fiori, in modo tale che così riescano a consegnarvi anche, a farvi una fotografia. Ci mettiamo quindi a favore di macchina fotografica e davvero tanti complimenti a Primo Fior. Grazie a Silvia Torresin. Andiamo avanti a consegnare un'altra stella di bronzo al merito sportivo paralimpico. Qui abbiamo un curriculum corposo dal punto di vista dirigenziale. Dal 1998 al 2003 è stato delegato provinciale FISD Venezia, la Federazione Italiana Sport Disabili. Dal 2016 al 2020 consigliere regionale FIV 12ª zona. Dal 2013 ad oggi è referente regionale impiantistica sportiva CIP Veneto. Per quanto riguarda invece la sua carriera di atleta, dal 2015 si è piazzato al 3° posto nel campionato italiano FIV classi olimpiche. Nel 2016 ha vinto il campionato italiano FIV classe 2.4, nel 2017 e 2018 si è posizionato al 2° posto nel campionato italiano FIV classi olimpiche e nel 2019 è salito sul 3° gradino del podio nel campionato italiano classi olimpiche 2.4 MR. Lui è Stefano Maurizio. A consegnare il premio abbiamo il sindaco di Marcon, Matteo Romanello.
Eccoci qua. Buonasera, davvero complimenti per la sua carriera. Eccoci qua, anche per voi, quindi ci mettiamo a favore di macchina fotografica. Nel frattempo vi ricordo che siamo in streaming anche sul canale YouTube del CIP Veneto, quindi sarà possibile anche rivedere la serata di oggi. Grazie a Stefano Maurizio. Andiamo a nominare anche un'altra personalità che è assente questa sera, che riceve la stella di bronzo al merito sportivo paralimpico, che dal 2014 al 2020 è stato presidente della SD Calcio Veneto for Disabled, Simone Pagliaro. Andiamo avanti e quindi andiamo a raccontare quella che è un'altra stella di bronzo, questa volta per una società che nasce nel 2001 e mira ad avvicinare alla pratica sportiva bambini e ragazzi con disabilità intellettiva relazionale. Da sempre la società organizza tornei e gare regionali e dal 2014 ad oggi la società si è impegnata in varie scuole della provincia di Venezia per sensibilizzare i ragazzi e promuovere lo sport paralimpico. Accogliamo con un applauso Lara Cestonaro, presidente della società Sorriso Riviera SD Onlus. A premiare la società Cristiano Corazzari, assessore dello sport Veneto, che è già andato. Direi di chiamare il presidente Vilnai, quindi. Eccoci qua, ci mettiamo sempre al centro. Che piacere. Eccoci qua. Qui. Come tante altre ovviamente, però Lara, il sorriso, anche il nome dice tanto, il sorriso, vero? Sorridere non è poco. No. Diamo la parola anche. Sì, assolutamente. Anche perché, ecco, viene dato il microfono, benissimo. Beh, innanzitutto questo è un premio che va alla Società del Sorriso. Intanto che cos'è questa società? Sono curiosa, lo chiedo io. Allora, sono abituata al microfono. La nostra società è una società, come dicevo, prettamente dirigenziale al femminile. Noi lavoriamo con ragazzi con disabilità intellettiva e facciamo un sacco di sport, nel senso che noi facciamo basket, bocce, e facciamo ginnastica artistica, atletica, penso di non averle saltate nessun'altra. Quindi io sono molto emozionata perché io rappresento tutta la società, quindi tutti i miei genitori che ci supportano, che ci aiutano, tutte le famiglie che sono felicissime. Noi abbiamo passato un lockdown, tra virgolette, bellissimo, nel senso che non siamo mai stati chiusi, anzi abbiamo sempre fatto attività all'aperto, cercando di rispettare ovviamente tutta la regola di stare in distanziamento, eccetera, eccetera. Siamo tornati alla grande, abbiamo fatto l'ultima gara, l'abbiamo fatta una settimana fa, eravamo a Rimini alle finali nazionali di ginnastica artistica. Ecco cosa mi dimenticavo, la ginnastica artistica è il nostro punto di forza, abbiamo delle ragazze meravigliose e 3 maschietti spettacolari e io sono molto orgogliosa, scusate. Grazie a Lara Cestonaro che appunto riceve la stella di bronzo per Sorriso Riviera, ma io le chiedo di rimanere qui con me, vediamo un attimo. No, anzi no, ho sbagliato persona, scusatemi. Grazie e davvero ancora complimenti e un saluto anche a tutto il gruppo di Sorriso Riviera. Andiamo avanti. Non dovete farvi problemi a fare applausi perché se li meritano tutti, quindi se vi viene spontaneo fatelo pure. Andiamo avanti con un'altra stella di bronzo al merito sportivo paralimpico. Anche qui abbiamo un altro gruppo che nasce nel 1993 per opera di 4 amici paraplegici, il cui obiettivo principale era dare un riferimento preciso alle molteplici discipline sportive praticate nella Marca da atleti disabili. Attualmente si dedica interamente al basket in carrozzina.
io direi di fare un grande applauso per la Polisportiva Disabili della Marca Trevigiana ASD. Ritirano il premio Paolo Barbisan, che è il presidente, e Barbara Fabris. Solamente il presidente rimane a fare le foto. Grazie. Consegna il premio la dottoressa Stefania Marconi, direttrice della sede INAIL di Verona. Eccoci qua. Anche qui diamo il tempo di fare una foto. E davvero tanti complimenti a voi. E accompagniamoli con un applauso per la Polisportiva Disabili della Marca Trevigiana. Grazie al presidente Paolo Barbisan, grazie alla dottoressa Marconi. Andiamo avanti quindi e passiamo alle stelle d'argento. Dal 2000 al 2013 presidente Aspea Padova Onlus, dal 2013 al 2020 consigliere nazionale FISPES, la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, dal 2016 al 2018 consigliere provinciale FIB Padova, dal 2014 al 2016 vicepresidente Aspea Padova Onlus, dal 2016 al 2021 consigliere Aspea Padova Onlus e nel 2014 ha ricevuto dal CONI la stella di bronzo al merito sportivo. Un applauso per Nicola Carabba. Ritira per lui il premio Antonella Munaro. E a consegnare il premio è Giovanni Izzo, il vicepresidente CIP Veneto, che è già qui con noi sul palco. Questo è il premio per, ci mettiamo sì, ecco, al centro, per Nicola Carabba. Facciamo anche per voi. Porti i saluti di Nicola che non è potuto venire e vi ringrazio a tutti quanti. Grazie. Grazie quindi anche ad Antonella Munaro, che fermerei qui sul palco perché c'è un premio anche per lei, una stella d'argento, perché dal 2013 al 2016 è stato consigliere nazionale FISPES, dal 2016 al 2020 vicepresidente nazionale, dal 2000 al 2020 segretaria e consigliere SD Aspea Padova Onlus e nel 2014 ha ricevuto dal CONI la stella di bronzo al merito sportivo. A premiarla il vice sindaco di Campo San Piero Attilio Marzaro. Eccolo. Un doppio premio da portare a casa. Grazie al vice sindaco di Campo San Piero che consegna quindi la stella d'argento ad Antonella Munaro. Anche per voi una fotografia. E grazie davvero, accompagniamo quindi con un applauso l'ultima stella al merito che abbiamo consegnato in questa serata e quindi andiamo ad aprire un'altra parentesi andando a consegnare la palma al merito tecnico paralimpico, che anche qui troviamo 3 distinti gradi, oro, argento e bronzo, che può essere concessa ai tecnici sportivi che si sono distinti per l'ottenimento da parte dei loro atleti o squadre di risultati di alto livello nazionale o internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l'aggiornamento tecnico e per lo sviluppo dell'attività giovanile, ma anche ai tecnici sportivi stranieri particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello sport italiano. Andiamo quindi a consegnare la prima palma di bronzo al merito tecnico paralimpico a una personalità che dal 2017 al 2021 è stato tecnico nazionale Special Olympics per lo sport sperimentale della pallanuoto. Dal 1989 al 90 è stato tecnico di nuoto FISA nelle società Velox Mestre e Handy Sport Mestre.
Dal 1990 al 1999 tecnico istruttore FISD presso la società polisportiva Terraglio, Velox Mestre e Handisport Mestre. Dal 1990 al 2010 responsabile tecnico e tecnico FISD CIP di atletica leggera presso la società sportiva Terraglio. Dal 2010 al 2021 tecnico e responsabile tecnico FISDIR e FIMP di nuoto presso la società polisportiva Terraglio. Un applauso per Mirko Castellani. E qui direi di far salire il presidente Pancalli per consegnare il premio. Mirko ha un gruppo di sostenitori che sicuramente seguono da vicino il suo lavoro attualmente presso la Polisportiva Terraglio, ma abbiamo sentito un curriculum davvero lungo. Il presidente Pancalli consegna la palma al merito tecnico paralimpico e anche per voi una fotografia rituale. Grazie mille, un grande applauso nuovamente a Mirko Castellani, grazie al presidente Pancalli. Ritorniamo a quella parentesi che avevamo aperto ad inizio della serata e vi avevo parlato della vittoria alata. A questo punto direi di cominciare questa lunga lista di atleti che meritano questa onoreficenza. Abbiamo già spiegato che cos'è la vittoria alata, non vi ho detto che appunto questa premiazione sarà divisa in 3 parti e cominceremo con i titoli europei dell'anno 2021. Per quanto riguarda l'atletica leggera, con la medaglia d'oro nella staffetta 4 per 400 metri agli Euro 3 Games 2021 di ottobre a Ferrara, un grande applauso per Roberto Casarin di Aspea Padova Onlus. E a premiare Roberto abbiamo il vice sindaco di Campo San Piero, Attilio Marzaro. Doppio turno, vice sindaco. Ci credo che sia un grande piacere, anche perché è bello portare in casa questi grandi risultati da parte degli atleti. Roberto Casarin di Aspea Padova Onlus, oro nella staffetta 4 per 400 metri. Complimenti a voi, grazie e complimenti davvero Roberto. Andiamo avanti e cambiamo disciplina sportiva, andiamo a parlare del nuoto. Le medaglie sono davvero tante, anche qui conseguite sempre agli Euro 3 Games 2021 di Ferrara. Partiamo dal gradino più basso, anzi quello intermedio, con un argento nel 4x50 mista e 4 ori nella 4x50 mista femminile, 4x200 stile libero, 4x100 e 4x50 stile libero. Ritira la vittoria alata Eleonora Ostani di Sport Life. Eleonora, ciao, buonasera a te. Viene a consegnarti il premio il presidente del CONI Dino Ponchio. Anche per te Eleonora, quindi la fotografia rituale. Eleonora ha un grande appuntamento anche nella prossima stagione, che sono i mondiali in Portogallo. Non so se me li confermate. Sono confermati? Ma speriamo, incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Complimenti ad Eleonora Ostani, grazie presidente Ponchio. Ritorniamo quindi all'atletica leggera, anche qui vado a leggervi davvero tanti meriti sportivi conseguiti agli Euro 3 Games, sempre di Ferrara.
con 3 ori nel 800 marcia, 1500 marcia e 4x400 femminile. Facciamo un grandissimo applauso per Giulia Pertile di Aspea Padova. E a premiare Giulia chiamo qui con me Paolo Sacerdoti, consigliere del Comune di Padova. Giulia, anche per te la vittoria alata. Venite un po' più in centro se riuscite, vieni pure Giulia. Eccoci qua. Giulia, per te ci sono già stati anche i mondiali in Finlandia, giusto? E come sono andati? Scusate, io mi metto un attimo in mezzo. Come sono andati questi mondiali? Perché noi, ricordo, stiamo consegnando i premi per il 2021, ma la stagione del 2022 è davvero ancora in corso. Come sono andati? Sono andati benissimo. Anche quest'anno ho fatto i mondiali a Repubblica Ceca, la 22. E come sono andati questi? Ho vinto 4 ori. Allora, la prima medaglia, la mancia, quella difficile, ho preso un oro. Poi seconda medaglia che ho vinto è la mancia. Poi ho fatto la staffetta, un'altra volta la staffetta, ho vinto 4 ori. Insomma, hai portato a casa un grande risultato. Quindi io direi per la prossima stagione portiamo anche tutte le medaglie. Ci mettiamo a guardare un attimo la macchina fotografica, io mi sposto e vi lascio quindi la fotografia rituale. Grazie a Giulia Pertile, davvero tanti complimenti. Un grazie anche a Paolo Sacerdoti del Comune di Padova e complimenti per questi grandi successi ancora in corso. A questo punto andiamo avanti, ritorniamo al nuoto, anche qui vado a leggervi tutte le medaglie conquistate sempre agli Euro 3 Games di Ferrara. Parto dal più basso, che è un bronzo nei 100 dorso, 4 argenti nei 4x50 mista maschile, 4x100 mista maschile, 4x200 stile libero, 4x50 stile libero e un oro nei 200 metri dorso. Un grande applauso per Gianmaria Roncato di Sport Life. A premiare Gianmaria Roncato abbiamo Luca Ballan, consigliere del Comune di Vedelago, il comune da dove arriva Gianmaria. Complimenti Gianmaria, anche per lui speriamo in una convocazione ai mondiali in Portogallo. Gianmaria è ancora più contento perché quest'anno l'Inter ha vinto lo scudetto. Complimenti Gianmaria. Scusate, ma è giusto ogni tanto fare anche una battuta con questi ragazzi, perché un po' perché li conosco e perché mi fa piacere che li conosciate anche voi e perché sono davvero tutti indistintamente dei grandi atleti. Vado avanti e vado a presentarvi i meriti di un'altra campionessa, sempre per la disciplina del nuoto, con un argento nei 400 stile libero, con 6 ori nei 1500 stile libero, 4x50 mista femminile, 4x200 stile libero, 4x100 stile libero, 4x50 stile e ancora 800 stile libero agli Euro 3 Games di Ferrara. Un grande applauso per la campionessa Martina Villanova di Sport Life. A premiare Martina abbiamo Paola Bagliana, vice sindaco di Sernaglia della Battaglia. Eccoci qua. Grazie. Prego, da lì. Oh, scusatemi, mi sono proprio messa in mezzo nel momento della foto.
Martina, la foto anche per te, ricevi la vittoria alata da parte del vice sindaco del tuo paese per una carriera sportiva ancora in corso che ha portato sicuramente tantissimi risultati. Complimenti Martina, grazie vice sindaco, complimenti ancora. E congediamo anche Martina Villanova. Questi erano i premi per quelli che sono stati i titoli europei conseguiti nel 2021 e presentati qui al CIP Veneto. Passiamo a quelli che sono i titoli mondiali, sempre del 2021. Anche per gli atleti che seguiranno vado a presentarvi quelli che sono i meriti sportivi, in questo caso conseguiti alla Virtus World Athletics Championship del giugno scorso in Polonia, con la vittoria di 2 ori nella staffetta 4x100 e 4x400 di atletica leggera. Un grande applauso per Mario Alberto Bertolaso di Aspea Padova Onlus. A premiare Mario Alberto troviamo di nuovo con piacere Paolo Sacerdoti, consigliere del Comune di Padova, che accogliamo nuovamente qui con noi sul palco. Davvero tanti complimenti, ricordiamo titolo mondiale, 2 ori alla Virtus World Athletic Championship in Polonia. Anche per voi la foto rituale. Grazie, è bello sentirvi un po' più sciolti anche negli applausi, non può che far piacere. Complimenti a Mario Alberto Bertolaso per la sua vittoria alata. Proseguiamo anche qui con un altro titolo mondiale nel Campionato del Mondo di Pesca al Colpo 2021 in Slovenia. Stiamo facendo davvero il giro del mondo per quanto riguarda la pesca sportiva, ha conseguito un oro nella pesca al colpo a squadre maschili. Un grande applauso per Granaglia Alfredo di Pescatori Padovani SD. A premiarlo abbiamo Paola Fantato, componente della Giunta Nazionale CIP. Eccoci qua. Diamo il tempo alla signora Fantato di raggiungerci qui sul palco e consegnare quindi il premio ad Alfredo Granaglia. Davvero complimenti per il suo titolo. E anche titoli individuali. C'è una stagione in corso anche adesso con delle gare? Quest'anno siamo arrivati secondi purtroppo ai mondiali. Beh, è comunque un grande risultato, secondi ai mondiali, cioè, immagino che non fossero in 2, ecco. Davvero complimenti, ci siamo con la foto, benissimo. Grazie di nuovo, complimenti ancora per la vittoria alata. Abbiamo anche un altro premio, sempre di vittoria alata parliamo, agli atleti che hanno conquistato una medaglia ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Abbiamo qui con noi un atleta che ha guadagnato un bronzo nei 50 stile libero e 2 argento nella staffetta 4x50 stile libero 20 punti e un argento 100 stile libero S4. Facciamo un grande applauso per Luigi Beggiato del Circolo Sportivo Guardia di Finanza. A premiarlo il maggiore Alessandro Laguidara. Eccoci qui con Luigi Beggiato. Da Luigi io vorrei sapere un attimino soltanto come sono andati, com'è stata l'esperienza a Tokyo. Allora, l'esperienza a Tokyo è stata bellissima, una cosa impressionante, soprattutto per un atleta che è la sua prima esperienza
internazionali di così alto livello. Dopo essere tornato a casa con 3 medaglie, è inutile negarlo, chi se l'aspetta? Cioè, in realtà ce l'aspettavamo, ma non ci aspettavamo 3 medaglie, ce ne aspettavamo una, se fosse andato tutto perfettamente. Il bottino è stato più ampio, quindi è tanto meglio. È stata una grandissima esperienza. Maggiore, lei cosa dice? Guardi, le danno anche il microfono. Ma innanzitutto grazie per avermi dato l'opportunità di presenziare a questo bellissimo evento. Niente, a Luigi non posso che fare i miei complimenti, i complimenti ovviamente del corpo e del gruppo sportivo, ma ne approfitto per farli a lui, estendendoli ovviamente a tutti gli attori principali di questa bellissima serata, che sono appunto gli atleti che volta per volta stiamo premiando. Grazie perché portate in alto i colori del nostro meraviglioso paese. Qui si parla di Veneto, evidentemente il mio accento non lascia spazio a dubbi che poco ha a che fare con il Veneto, però ripeto, grazie perché diamo sempre dimostrazione che questo paese sforna in continuazione gente che ci insegna in questo specifico contesto che ce la si può fare sempre, comunque, con dedizione e forza di volontà. Grazie. Grazie Maggiore, un complimento ancora a Luigi Beggiato che riceve la vittoria alata in favore di foto. Davvero tanti complimenti e una buona fortuna anche per i prossimi eventi sportivi, per le prossime competizioni. Complimenti a Luigi Beggiato, grazie al Maggiore La Guidara e congediamoli con un grande applauso. Sempre di Tokyo 2020 parliamo, andando a conoscere un altro grande atleta, questa volta delle Fiamme Oro Civitas Vitae Sport Education, con un bronzo nei 50 dorso S1 e un bronzo nei 100 dorso S1. Un applauso per Francesco Bettella. A premiare Francesco abbiamo Paolo Sacerdoti, consigliere del Comune di Padova, che ritorna per la terza volta qui con noi sul palco. Le abbiamo dato un sacco di lavoro questa sera. Nel frattempo, io so che Francesco, tra l'altro, sei appena tornato dal Portogallo, giusto? E anche a te chiedo un po' com'è andata. Beh, è andata molto bene, ho vinto un oro e un argento, quindi sono assolutamente soddisfatto. Tra l'altro, come ha ricordato il nostro Presidente, abbiamo vinto il medagliere, sia in termini di medaglie d'oro che in termini di medaglie totali, quindi è stata una spedizione assolutamente fantastica. E infatti abbiamo festeggiato anche con i miei compagni questo risultato straordinario che conferma quello che avevamo già ottenuto nel 2019, quindi siamo la nazionale più forte del mondo e lo stiamo confermando. Ed è giusto tenere alto questo onore con atleti come voi. Complimenti a Francesco Bettelle, anche per te la vittoria alata, una fotografia al trio. Eccoci. Benissimo. Davvero tanti complimenti. Direi di andare avanti uno alla volta. Eccoci. Grazie. Benissimo. Andiamo avanti perché non termina qui la premiazione della vittoria alata per quanto riguarda gli atleti ai Giochi di Tokyo 2020. Passiamo al tennis tavolo Castel Goffredo, questo è il nome della società, con una medaglia di bronzo squadra classe 1-3. Un applauso e accogliamola qui con noi, Michela Brunelli. A premiare Michela abbiamo il sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi. Buonasera Michela.
Eccoci qui anche con il sindaco. Sindaco, prenda pure il microfono, le facciamo fare prima la consegna del premio, anche perché giustamente l'atleta l'aspettava. Complimenti innanzitutto a Michela e grazie sindaco per averci ospitato questa sera. Grazie a voi di aver scelto Bussolengo, anche che penso che chi viene da Venezia è un po' distante, però insomma veniamo anche noi a Venezia, quindi dai, una volta va, una volta si viene. No, grazie per aver scelto Bussolengo, poi con Michela ci conosciamo da una vita, amici di famiglia, quindi l'ho vista proprio partire da piccolina, dai, per me con grande entusiasmo e adesso insomma la conosciamo tutti, ormai è diventata il nostro idolo, quando alle Olimpiadi c'è un tam su WhatsApp fra di noi, perché poi le notizie arrivano sempre un po' dopo, perché diciamo che purtroppo il calcio arriva sempre un secondo prima, altri sport arrivano sempre 2 giorni dopo, però adesso ci aiuta WhatsApp, insomma ricordo che era a Tokyo, c'era un giro di amicizie che in tempo reale riuscivamo a sapere prima dei giornalisti. Quindi grazie Michele, grazie a tutti voi per quello che fate, per il segno, come diceva il Presidente, un sogno che speriamo che prima o poi diventi realtà, per tutti, non solo per voi ma anche per i normodotati. Grazie. Certo, assolutamente. Io colgo l'occasione per dire che comunque anche il tennis tavolo ha vinto una medaglia di bronzo, ma per noi vale oro, perché a vincere una medaglia alle Paralimpiadi nel tennis tavolo è difficilissimo. E questa è la mia 4ª Paralimpiade, ma la 2ª medaglia. E niente, spero comunque di potermi preparare per Parigi, lo spero tanto anche se è difficilissimo e ci sto provando, anche perché ormai, come diceva il sindaco, sono veterana, dunque ormai mi avvicino alla soglia insomma dei 50 anni e diciamo che l'attività agonistica a 50 anni non è mica così facilissimo. E niente, grazie mille. Michela, scusami, in virtù di quello che hai appena detto, che clima si respira all'interno di una Olimpiade come Tokyo? È bellissima, è indescrivibile, bisogna solo viverle certe emozioni. E la mia 4ª è stata un po' diversa perché, come sappiamo, col Covid è stata diversa e abbiamo assaporato poco, gli stadi vuoti e comunque tanta voglia di vincere lo stesso. Noi ce l'abbiamo messa tutta e siamo qui con le medaglie. Dai, speriamo per Parigi che ritorni tutto nella normalità. Grazie mille. Grazie quindi a Michela Brunelli, anche per voi una fotografia. Bronzo ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 per il tennis tavolo. Un grazie anche al sindaco Roberto Brizzi per averci ospitati qui questa sera nella città di Bussolengo. Andiamo anche a consegnare un premio a un atleta che non è potuto esserci questa sera, anche lui delle Fiamme Oro della società Lazio Nuoto, con un bronzo nella staffetta 4% misti, un argento nella staffetta 4% maschile stile libero, un altro argento nei 400 stile libero, un argento nella staffetta 4x50 stile libero e un oro e un record del mondo nei 100 metri stile libero. Facciamo comunque un grandissimo applauso per Antonio Fantin. Applaudiamo anche un'altra atleta assente che ha conquistato un argento crono H3 nel ciclismo and bike per la società Apre di Olmedo, Francesca Porcellato. Invece è la volta di un atleta che è qui con noi in sala, della società Fiamme Oro Verona Swimming Team. Un sacco di medaglie anche qui. Parto dal gradino più basso del podio, ormai lo sapete, con un bronzo nella staffetta 4x100 misti, un altro bronzo nei 100 stile libero,
4 argenti, uno nella staffetta 4% maschile stile libero, un argento 100 dorso, argento nei 100 farfalla e argento nei 200 misti, un oro infine nei 100 rana. Un grande applauso per Stefano Raimondi. Consegna il premio Sonia Biasin, sindaco di Zimella, e Jonathan Manega, assessore allo sport. Abbiamo l'assessore alla cultura. Va bene lo stesso, ci mancherebbe. Eccoci qua. Anche per Stefano so che ci sono delle conquiste in atto nel 2022, mi sembra, con 6 podi, se non sbaglio, ai mondiali. Benissimo. Ecco, 2 settimane fa, quindi fresco. Scusa, ti chiedo un pochino com'è andata, anche se abbiamo capito che è andata molto bene. Sì, è andata molto bene ai recenti campionati del mondo, dove ci siamo confermati la nazionale più forte, dove ho vinto 6 ori, un argento e un bronzo, e mi ritengo solamente soddisfatto di quello che ho fatto. Davvero tanti complimenti. A questo punto direi che puoi ricevere tranquillamente questo premio meritatissimo, e un grande applauso per Stefano Raimondi. Ringrazio anche Sonia Biasini, il sindaco di Zimella, e l'assessore alla cultura, non ho chiesto il nome. Simonetta Giusti, grazie. Andiamo a nominare altri 2 assenti, ma che meritano la vittoria alata, con la conquista di un argento mixed team ricurvo open di tiro con l'arco delle Fiamme Azzurre, Stefano Travisani. E con 2 medaglie, un argento nel fioretto a squadre e un oro nel fioretto categoria B dello scherma delle Fiamme Oro, la vittoria alata per Beatrice Maria Vio. Cambiamo nuovamente il nostro percorso e andiamo a fare una premiazione speciale a quelle che sono le stelle venete di Pechino 2022. Beijing. Salgono con me qui sul palco per queste Paralimpiadi invernali per andare a premiare gli atleti Ruggero Vilnai, presidente del CIP Veneto, e Luca Pancalli, presidente del CIP nazionale. Abbiamo un compito importantissimo da svolgere, avevamo detto che ci saremmo rivisti, giustamente. Andiamo a premiare innanzitutto per le 2 medaglie un bronzo nello slalom e un argento nello slalom gigante dello sci alpino per la società Sci Club Druscè di Cortina, René De Silvestro. Ritira il premio Claudio Toninel, e a consegnare il premio lascerei lo spazio anche al vicepresidente del CIP Veneto, Giovanni Izzo. Grazie a Claudio Toninel che viene a ritirare il premio per René De Silvestro. Perché René De Silvestro è un grande atleta, un grande campione italiano anche della pesistica su panca, per cui sono stato delegato per ritirare il premio in sua assenza. Grazie. Facciamo una fotografia rituale. Ricordo sempre, appunto, attualmente siamo in streaming sul canale YouTube del CIP Veneto, sarà possibile anche rivedere la serata anche per gli atleti assenti questa sera. Grazie a Claudio Toninel che ritira per René De Silvestro, grazie a Giovanni Izzo. E andiamo avanti con le premiazioni. Andiamo a premiare il responsabile tecnico della Nazionale Italiana Paralimpica di Snowboard, Igor Confortin.
E a premiare Igor Confortin abbiamo Cristian Vellar, vice sindaco e assessore allo sport del comune di Canove di Roana. Ho detto bene, mi ha guardato strano. Di Roana, benissimo. Canove la frazione. Dovete ritirare il premio, il riconoscimento. Ci mettiamo... Aspetti, mi sposto io così riescono a farvi la foto. Eccoci qua. Io approfitto di Igor perché ci racconti un attimo come sono andati questi... Mi metto in mezzo, scusatemi. Come è andata questa avventura sportiva? Noi non benissimo, siamo stati un po' sfortunati, un quinto, un sesto posto. Comunque i ragazzi, gli unici 3 non professionisti nei primi 10 al mondo, quindi... che è il nostro obiettivo, appunto quello di far diventare questi ragazzi professionisti. E, non è andata bene come l'ultima volta, la volta precedente, che con un veronese abbiamo vinto la medaglia d'argento, però abbiamo vinto 12 gare di Coppa del Mondo su 14 disputate e purtroppo si sa, le Olimpiadi è un evento completamente diverso, tanti fattori, gara secca, non è andata benissimo però. Prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti mondiali in gennaio, quindi siamo sul pezzo, stiamo già lavorando, federazione nuova, tutto nuovo e obiettivi gli stessi. Presidente, vuole aggiungere qualcosa? Sì, certamente, visto che abbiamo qui il sindaco di Canove e so che sta organizzando un grande evento in agosto qui, vorrei sentire un po' sua voce com'è organizzato il programma che realizzate. Sì, è una piccola anticipazione, appunto è un evento in cui vogliamo fare una presentazione degli ori dello sport, un evento che è il primo sul nostro territorio altopianese, che vedrà appunto la presenza di numerose discipline sportive con dei rappresentanti stellati, chiamiamoli così, che faranno un po' da testimonial a ciascuna singola disciplina che verrà presentata. Verranno fatte delle manifestazioni con delle singole esibizioni nelle varie piazze delle frazioni del nostro comune, con la possibilità poi anche di far partecipare i giovani, includendo anche alcune discipline per diversamente abili. Quindi questo è un primo passo che cerchiamo di portare avanti, anche con la nuova ristrutturazione poi di quello che è l'impiantistica sportiva, quindi in questo caso della piscina comunale, su cui stiamo investendo moltissimo, sia per portarla allo splendore iniziale, ma anche per renderla più accessibile per chi è diversamente abile, insomma. Ecco. Grazie Sindaco anche per l'invito che abbiamo ricevuto. Complimenti. Grazie Vice Sindaco, complimenti a Igor Confortin, il responsabile tecnico della Nazionale Italiana Paralimpica di Snowboard. Adesso direi che il prossimo premiato tocca a lei, Presidente Vilnai. Andiamo a premiare come staff tecnico della Nazionale Italiana Paralimpica di Snowboard Riccardo De Zanna. Eccoci qui. Veniamo meglio con la foto. Vi state spostando sempre di più verso questa parte del palco. Diamo un grande affare ai fotografi di questa sera. Grazie mille a Riccardo De Zanna dello staff tecnico della Nazionale Italiana Paralimpica di Snowboard e sempre dello staff tecnico, questa volta della Nazionale Italiana Paralimpica di Sci Alpino, andiamo a premiare Ugo Orsanelli. Questa volta è il Presidente Pancalli a consegnare l'onoreficenza di questa sera. Davvero complimenti per questa avventura, anche per Ugo Orsanelli, la stella veneta, la fotografia rituale e ancora i complimenti e l'applauso del pubblico. Attenzione, attenzione. Bene, attenzione.
Andiamo a premiare anche un assente, sempre dello staff tecnico della Nazionale Italiana Paralimpica di Para Ice Hockey, Terry Rosini. A questo punto so che il Presidente voleva dire 2 parole, doveva consegnare un ulteriore merito. Dove siamo arrivati con la scaletta? Siamo qui. Ah, perché è importante qua rispettare la scaletta. Ma siamo quasi in chiusura. Parole 2. Il suggeritore. Allora, sì, certamente, perché abbiamo premiato i tecnici, gli atleti, eccetera, però abbiamo anche a queste Paralimpiadi invernali avevamo anche altri personaggi. Avevamo il presidente Luca Pancalli, avevamo la nostra Paola Noventa, che il CIP nazionale ha voluto per la prima volta una dipendente del territorio, non da Roma. Cosa è successo, Presidente? Come mai questa scelta? Me lo puoi spiegare? Perché non l'ho ancora capito. Sappiamo che la Paola è brava, lo sappiamo, però ce ne sono tanti bravi, no? Ma so anche che Roma è molto centralizzata, cioè è un'apertura, Presidente. Allora, la verità è che l'abbiamo fatto per non ascoltare Ruggero, no, scherzo. Allora, l'abbiamo fatto perché mi sembra giusto e corretto che un movimento grande come il nostro, una famiglia grande, dia la possibilità sempre più e in maniera, vissuta sul campo a tanti nostri dipendenti, perché Paola è una nostra dipendente come Comitato Paralimpico, di vivere quella che è un'esperienza straordinaria non soltanto per chi ha avuto la fortuna di viverla come atleta, ma per chiunque vi partecipi. Vi assicuro, dall'ultimo dei tecnici, massaggiatori, terapisti, all'ultimo dei dipendenti che magari non vede un impianto sportivo ma passa le giornate davanti a un computer al villaggio, è un'esperienza straordinaria. Paola, per di più, è una straordinaria dipendente, una grande lavoratrice, per cui se l'è meritato tutto nonostante Ruggero. Bene, allora oltre agli atleti, oltre ai tecnici, abbiamo pensato anche ai dirigenti e agli impiegati che hanno lavorato. Complimenti a tutti e due. Sì, grazie Presidente per questa scelta, stavolta l'hai fatta proprio giusta e sei stato bravo. Non la facciamo scendere ancora. Ormai siamo qua, restiamo qui. Abbiamo un altro premio da consegnare, questa volta un premio alla carriera of car. La giunta CIP Veneto ha deciso di istituire questo premio per onorare gli atleti che hanno conseguito straordinari risultati nel corso della loro vita sportiva. Il premio raffigura la dea Nike a cavallo di una biga trainata da 2 destrieri, vediamo se riusciamo a vederlo, eccoci qua. La Nike rappresenta non solo la vittoria ma anche il coraggio e la costanza, l'essere se stessi umili e coraggiosi, affaticati ma appagati. È un invito a lottare per inseguire gli obiettivi che riteniamo importanti. La sensazione che regala è un inno alla vita e alle nostre piccole e grandi vittorie quotidiane. Un particolare ringraziamento va alla Off-Car, l'azienda padovana che da più di 20 anni sostiene l'attività paralimpica sul territorio. Chiamerei Danilo Volpato, il titolare della ditta Off-Car. Eccoci qua. Danilo, buonasera. E a questo punto riconsegno lo scettro, cioè il microfono, a Ruggero Vilnai, che andrà un pochino a leggere il perché di questo premio e soprattutto ad annunciare a chi andrà. Più che leggere vorrei presentare. Sappiamo che questo premio alla carriera
va dato a personaggi, a persone che hanno conquistato importanti risultati nella sua vita di carriera agonistica. Questa sera però non abbiamo un atleta solo importante che ha vinto cose importanti, ma direi che un atleta che ha vinto delle cose strepitose, eccezionali, davvero un atleta grande, anche perché al di là dei risultati agonistici che ha vinto, questo personaggio non ha pensato solo a se stessi, come è stato accennato anche questa sera, ma ha anche pensato a promuovere, a impegnarsi nel sociale. E allora abbiamo qui con noi questo grande personaggio che ho l'onore e il piacere, ecco, di presentare. Parliamo di Oscar De Pellegrin, il sindaco. Intanto che sale vado a leggere quelli che sono questi meriti. Oscar De Pellegrin è stato uno degli atleti di punta dello sport paralimpico italiano nelle discipline del tiro con l'arco e del tiro a segno. Siccome ho tantissimo da raccontare, se vogliamo nel frattempo fare le foto con il premio, dopodiché gli lasceremo la parola. In carriera vanta 70 titoli italiani, 11 record italiani, 4 record mondiali e ben 6 medaglie paralimpiche. Nel 92 a Barcellona nel tiro a segno, bronzo, carabina 10 metri. Nel 96 ad Atlanta, tiro a segno, bronzo, carabina 50 metri. 2000 Sydney, tiro con l'arco, oro a squadre più bronzo individuale. 2008 Pechino, tiro con l'arco, bronzo a squadre. 2012 Londra, tiro con l'arco, oro individuale. Sempre nell'anno 2000, dopo aver conquistato la medaglia d'oro olimpica a squadre, è stato insignito del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana. In occasione del viaggio della Fiamma Olimpica di Torino 2006 è stato scelto come ultimo tedoforo della tappa di Belluno, accendendo il tripode in Piazza dei Martiri. Nel 2012 invece è stato nominato portabandiera dell'Italia ai Giochi Paralimpici di Londra. Dal 2013 al 2022 è stato componente del Consiglio Nazionale Fitarco. Nel 2018 ha pubblicato il libro Ho fatto centro, dove racconta ripercorrendo le sue tappe più importanti della sua vita, sia da un punto di vista sportivo che personale. Il 13 giugno scorso è stato eletto sindaco di Belluno. Io direi di dargli direttamente la parola. Un attimo. E vorrei aggiungere, l'elenco è stato lungo, il curriculum, però sarebbe molto più lungo, molto più lungo. Abbiamo un po' ristretto, ma per motivi di tempo, ma allora con piacere do la parola a Oscar. Grazie veramente Ruggero, l'amico Luca, Danilo, tutta questa grande famiglia ha avuto veramente ragione, lo dico sempre, ecco il nostro Presidente, che siamo una famiglia. E credo che lo dimostriamo ogni giorno, dimostriamo anche in queste occasioni. Io credo che aver visto le premiazioni, ecco, di tutti questi atleti, aver visto l'elenco di tutte queste medaglie all'ori che hanno conquistato per se stessi, ma per una nazione, per le loro società, per lo sport. È da valorizzare questo. Leggere solo un elenco non porta fede, ecco, a quello che è stato l'impegno, il sacrificio di questi atleti e assieme ai loro tecnici, alle loro società, alle loro federazioni, al CIP tutto. Io credo che questo sia bello, siamo una grande famiglia che sa aiutare, che sa spingere, che fa riconquistare, ecco, la vita a qualsiasi persona. E questo credo che sia un valore assoluto, è questo che ci differenzia sicuramente dallo sport del CONI, senza sminuire niente. Noi facciamo anche un servizio a questo paese, questi ragazzi che riusciamo a recuperare e
a rimettere obiettivi in testa e a dare tutti se stesso, ecco, io credo che questa sia la più grande ricompensa, non sia medaglie, allori, che possa ripagare questo. Credo che questo sia veramente un momento straordinario anche per il movimento paralimpico, perché intanto questa sera mi avete donato una serata di sport, un ritorno dopo 6 mesi di astinenza dallo sport, lavorando per altri obiettivi, quindi è sempre un piacere essere qui con voi, poi voi siete insomma 2 amici oltre che 2 maestri. Ma credo che aver visto questa sera, dopo che per noi era un'illusione, averla visto su questo palco un atleta, ma tanti come lui comunque sono già entrati nei corpi militari, quindi a rappresentare il movimento paralimpico, ecco, questo credo che segna veramente un segno indelebile nella crescita di questo movimento paralimpico. E qui grazie al Presidente, alla Giunta, vedo qui Paola che ringrazio per il lavoro perché ci conosciamo da una vita e tanti, tutto questo mondo che ha spinto, quindi è qualcosa di meraviglioso. E concluso che l'amministrazione, che siamo veramente una famiglia, è questo premio che mi avete attribuito. Io credo che una famiglia non si dimentica mai dei propri componenti. Quindi questa sera mi avete fatto un regalo che voi non avete senso di quello che sto provando. Io vi dico umilmente grazie. Noi siamo persone abituate a dare senza avere l'obiettivo di ricevere, però quando qualcuno ti dona qualcosa col cuore riconoscendoti qualcosa è davvero un grande momento. Grazie, grazie Danilo, grazie a tutti voi. Grazie ad Oscar De Pellegrin, grazie anche a Danilo Volpato per questo premio. Presidente, andiamo avanti con l'ultimo. Vogliamo dire qualcosa per salutare sì. Oscar? Quindi stiamo terminando questa cerimonia, esatto. Ma non è finita perché poi vi aspettiamo tutti al primo piano e quindi non scappate. E poi c'è anche una foto di gruppo, vero certo. Rita? Però ecco, prima di premiare, di fare consegnare questo importante premio che è l'Olimpo, desideravo ringraziare ancora una volta tutti voi, che sono davvero tante le persone, non dico nomi, ma ringrazio le federazioni, le società, gli atleti, i tecnici, i volontari, le televisioni, la carta stampata, gli sponsor, che alcuni sono qui presenti questa sera, davvero un grazie infinito, perché è che con il vostro aiuto, come è stato detto in altre parole, in altre maniere, con il vostro aiuto che noi possiamo crescere, dobbiamo crescere. Il nostro presidente del CONI, Dino Ponchio, si è stancato a sentirmelo dire, credo, che dobbiamo aumentare il numero, dobbiamo raddoppiare gli atleti che fanno sport agonistico in Veneto. Sono già tanti, ma abbiamo i conti alla mano che sono molti di più che potrebbero avvicinarsi a fare sport. E allora dobbiamo continuare in tante maniere, con tante attività, con tante iniziative per a tirare fuori di casa proprio quelle persone con disabilità, quelli più paurosi, quelli che pensano di non farcela. I 1800 che abbiamo in Veneto sono i più coraggiosi, forse è stato facile avvicinarli. Ecco, abbiamo ovviamente, come è stato detto prima da Dino Ponchio, che lo slogan suo è che noi siamo la Lombardia. Ed è vero, perché in termini di risultati agonistici, Presidente, poi mi dirai se sbaglio, siamo primi in classifica. E quindi davvero complimenti a voi. Ecco, e poi passiamo alla consegna, alla presentazione dell'ultimo importante premio. Noi abbiamo un trascinatore che è questo Presidente, che davvero da quando ha accettato di abbandonare lo sport, cioè come da atleta, e mettersi come Presidente, come in dirigenza, ecco, ha cambiato davvero la vita, perché mi pare che sei Presidente dal 2000, è così? E infatti sono questi 18-20 anni
che il mondo paralimpico ha avuto dei risultati, che ha avuto delle riconoscenze, che ha pari dignità in tante maniere. Bene, allora consegniamo l'Olimpo, che è ancora un premio davvero molto, molto importante. A chi va dato questo Olimpo? L'Olimpo va dato a persone meritevoli, ovviamente, che si siano impegnate nella sua attività in vario modo, impegnate a promuovere lo sport paralimpico in tante maniere. Ecco, questa sera abbiamo un personaggio che quasi io già sono emozionato a pronunciare solo il nome. Questo atleta poi deve, per meritare questo premio, l'Olimpo, ecco, deve rispettare e valorizzare i valori del Comitato Paralimpico. I valori del Comitato Paralimpico. Ecco, questa sera diamo questo premio proprio alla persona che ha fondato il Comitato Paralimpico, e quindi avete già capito che è Luca Pancalli. La premessa, quando si cominciano a dare i premi a persone premettendo che sono 20 anni che fanno i presidenti, dice praticamente ora che te ne vai e ti danno i premi. Però, insomma, passatemi la battuta, io vi ringrazio del Paralimpo, no dell'Olimpo, con tutto il rispetto, no, vi ringrazio del premio che condivido con ciascuno di voi. Vedete, chi mi conosce da tanti anni, insomma, Paola Fantato è qui, Paolo Barbisan, insomma, Oscar, insomma, siamo amici da tanti anni, abbiamo vissuto Paralimpiadi insieme, abbiamo vissuto spogliatoi, io non ho nuotatori qua della mia epoca, ma insomma sappiamo quello che abbiamo dato a questo movimento, sappiamo da dove veniamo e soprattutto dove volevamo andare e dove siamo arrivati. La storia non è finita, sicuramente, abbiamo soltanto scritto una pagina importante non soltanto del paralimpismo italiano, ma credo dello sport italiano tutto, per le considerazioni che facevo prima. E devo dire che in questi 20 anni ho sacrificato, come tanti di noi purtroppo fanno nella vita, tanto la mia famiglia, i miei figli, perché insomma dedicarsi H24 a far nascere qualcosa, eravamo la Federazione Italiana Sport Handicappati, Federazione Italiana Sport Disabili, quando venni eletto la prima volta e mi ricordo alle società dissi non vi chiedo di affidarvi, ma affidatevi, perché stavo proponendo loro di uscire dal CONI, di fare... Mi avete sostenuto, ci avete, perché siamo tutti insieme, però oggi credo che mi ritrovo due figli, 25 e 22 anni, una figlia e un figlio che non me li ricordo piccoli purtroppo, una moglie straordinaria che senza di lei probabilmente non avrei potuto fare altro, ma io ho parlato sempre di famiglia paralimpica perché per me ha rappresentato tanto, riuscire a dare tutto quello che noi non abbiamo avuto, riuscire a dimostrare, a creare, a far vedere che lo sport potesse essere uno straordinario veicolo, un grido, è stato quello sul quale ho lavorato per 20 anni, non da solo, perché guardate, io non conto nulla. Se posso avere un merito è quello di dimostrare che in questo mondo il buon Dio ci dà la possibilità di riuscire a realizzare qualcosa pur non essendo nulla, ma è qualcosa che abbiamo ottenuto tutti quanti insieme. Però oggi vi devo dire, non so se fra 2 anni, 3 anni ci sarà ancora spazio, nonostante io abbia la possibilità di farlo come termine di mandato per continuare questo impegno che è stato logorante, faticoso. Credo che insomma ciascuno di noi poi abbia obiettivi nella vita che è giusto che persegue, però con una certezza, che io, te, Ruggero, insomma noi della vecchia guardia abbiamo veramente seminato, lasciato qualcosa di buono che sicuramente saprà andare avanti. Ci sono tanti dirigenti in erba, tanti giovani che io mi aspetto che sapranno prendere le redini di quello che è stato creato. Ci sta un rapporto straordinario con il mondo olimpico, probabilmente abbiamo dovuto fare tutto questo passaggio per uscire dal puffetto sulla guancia e la schiaffetto che mi davano quando ero
appena presidente dell'allora federazione negli anni 2000, oggi c'è rispetto, c'è indignità, ma non nei miei confronti, nei confronti di ciascuno di voi, di ciascuna persona disabile, di ciascuna famiglia italiana con delle disabilità, almeno nel mondo dello sport. Per cui io ti ringrazio, Ruggero, se avete voluto pensare a me per questo premio, ma credetemi, e lo dico fuori da ogni retorica, lo sto ricevendo, ma a nome di tutta quella famiglia paralimpica italiana alla quale ho dedicato 20 anni della mia vita. Grazie Presidente Pancalli, credo sia il momento anche della fotografia, deve guardare lì. Le foto rituali ci stanno tutte, un curriculum davvero lunghissimo, lasciatemi soltanto... È il caso di leggerlo. È lungo, mi piacerebbe lungo. però semplicemente... Ma proviamoci. Mi piacerebbe leggere quelle che sono a livello agonistico nel nuoto, quando inizia a gareggiare, le 15 medaglie che sono un bronzo, 6 argenti e 8 ori da 4 edizioni dei Giochi Paralimpici. New York nell'84, Seoul nell'88, Barcellona nel 92, Atlanta nel 96. Dal 96 poi decide di ritirarsi dalle competizioni sportive e dedicarsi alla carriera dirigenziale e abbiamo visto quindi dal 2005 che viene scritta una delle pagine più importanti della storia del movimento paralimpico italiano. Per volere di Luca Pancalli, la FISD si trasforma in Comitato Italiano Paralimpico, con lei come primo presidente. Vado avanti? Andiamo avanti. Siamo in tempi, vero? 3 minuti ancora, dai. Nel 2005 inoltre è eletto a segretario generale dello European Paralympic Committee fino all'ottobre 2013. Nel 2006 viene nominato commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Nel dicembre 2011 viene insignito dal Comitato Internazionale Paralimpico del Paralympic Order massimo ed esclusivo riconoscimento conferito dall'organismo internazionale a persone che nella vita si siano particolarmente prodigate per lo sviluppo del movimento paralimpico. Nel settembre 2017, primo italiano nella storia del movimento, viene eletto membro del Comitato Esecutivo del Comitato Internazionale Paralimpico, riconfermato poi anche per il quadriennio 2021-2024 e grazie alla passione, alla lungimiranza e all'incessante lavoro Luca Pancalli è riuscito di recente a far raggiungere al movimento paralimpico italiano 2 traguardi storici: il riconoscimento formale di ente pubblico per il Comitato Italiano Paralimpico nel 27 febbraio 2017 e pari opportunità agli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato. Tanta è finita. Qualcuno dalla parte delle istituzioni dice sei stato un bel rompiballe, però insomma se non avessimo fatto così non avremmo ottenuto. No, ma sei anche un politico oltre che un dirigente, quindi ci sai fare. Bene, allora siamo proprio in conclusione. Io ovviamente credo che dobbiamo complimentarci con la nostra presentatrice di stasera che ha condotto la serata. Grazie. E allora volevo omaggiare la nostra Rita Lion e le nostre 2 impiegate del CIPE, che senza di loro avrei qualche difficoltà. E lui porta qui i fiori, prego dottore. Grazie. Prego. La Paola e la Daniela, prego di venire qui. Un omaggio floreale, è il minimo. La Daniela non c'è? Eccola, È arriva, il minimo che possiamo fare, perché davvero siamo fortunati, abbiamo 2 impiegate davvero brave, bravissime, siete d'accordo? Telefonate, dovete telefonare che loro saranno puntuali, vi daranno le risposte che voi chiedete. Vero Presidente?
Grazie a tutti quanti per essere stati qui con noi questa sera, complimenti davvero a tutti gli atleti, grazie a tutte le autorità che sono intervenute qui con noi, fa onore anche ai sindaci, ai rappresentanti dei vari comuni essere stati qui a premiare i loro atleti, grazie a tutto il CIP Veneto, grazie Presidente Vilnai, grazie al Presidente Pancalli, un grazie anche a tutti gli accompagnatori, a tutti i genitori, a tutti i tecnici e davvero gli applausi ci stanno tutti. Ora invito gli atleti di nuovo qui sul palco per fare una foto tutti quanti insieme, vediamo un po' di dirigere le operazioni. Prima gli atleti e poi anche i vari accompagnatori. Anche qui i sindaci. Esatto. I tecnici. Sì, regge. Magari quelli facciamo in piedi, un po' giù e un po' su. Quelli in piedi possono stare anche qui davanti, i tecnici che prego, chi venite. ha premiato. Cominciamo a salire, così si riesce a fare una fotografia, io mi sposto nel frattempo. Allora, carrozzine davanti. Devi venire qui ancora, Oscar, fai questo sforzo. Sì. Anche tutti coloro che hanno premiato, Presidente Ponchio, prego, venga qui Presidente, venga qui. E tutti, adesso provo a scendere io. Quelli che hanno, prego, avanti, Fantato, dov'è? Tutti, vieni su, vieni su. Tutti su, anche i sindaci. Maggiore anche lei. Anche i tecnici. Lo vogliamo con la fascia, però scorri là perché devono salire là. Ci stanno tutti nella fotografia. Riusciamo a stringerci un pochino, altrimenti devono fare più foto e montarle tutte assieme. Ci stiamo? Stavo scherzando, Presidente. L'uomo più abbronzato del verbo. Ma potete dire chip? Chip. Complimenti a tutti, bravissimi. Grazie per questa splendida serata. Ovviamente lo sapete già, l'appuntamento non termina qui, ma ci vediamo di sopra con tutti quanti per un momento conviviale. Tasto ascensore A, per non sbagliare. Abbiamo ancora le foto. Ok, benissimo, grazie a tutti. Ci vediamo sopra.